di malattie come la Isola della Scala, 11 febbraio 2013. gli embrioni, cadde quindi l'obbligo di impiantarli comunque, anche se la donna avesse cambiato idea o non avesse voluto una gravidanza multipla. È restato il divieto della fecondazione eterologa con ovuli o seme da donatore fuori dalla coppia ed è il principale motivo per cui almeno 3.000 famiglie ogni anno sono costrette ad andare in Spagna, Malta, altri paesi europei per poter mettere al mondo un bambino. Lo scorso agosto la Camera Bassa della Corte Europea di Giustizia, in primo grado, aveva stabilito che è ammissibile l'indagine genetica pre-impianto e che anche le coppie fertili avessero il diritto di rivolgersi a questa tecnica per evitare malattie geneticamente trasmissibili. Il governo fece appello, adesso il secondo grado della Corte di Giustizia Europea ha confermato quella bocciatura. La legge 40 va rivista e riformata. 19.58, torniamo dunque alla notizia della giornata, l'annuncio delle dimissioni di Papa Benedetto XVI con Luca Gabballo e le anticipazioni del punto. Buonasera Luca. Sì, buonasera. Ha buttato alla nostra porta, era nel 1415, 600 anni che un Papa non rinunciava liberamente, volontariamente alla sua carica. Benedetto XVI lo ha fatto durante il Concistoro, durante un'occasione di lavoro con i cardinali, durante un momento quasi quotidiano della sua attività di pontefice e lo ha fatto con estrema serenità, è apparso molto tranquillo e soprattutto perfettamente padrone di sé nel dire che sente le sue forze venire meno e che invece la Chiesa e il pontificato hanno bisogno di un uomo che sia vigoroso anche nel fisico. A questo annuncio abbiamo assistito quasi in diretta allo stupore, allo shock prima dei cardinali, poi del mondo, perché veramente sembra che questa decisione sia stata presa dal Papa nella sua, solo di fronte a Dio, con la sua coscienza, senza averla comunicata, se non pochi istanti prima, neppure ai suoi più stretti collaboratori. Stupore nella Chiesa, stupore, ma anche ammirazione, anche gratitudine in tutto il mondo. Di questo parleremo con i nostri ospiti, ma adesso è il momento dei titoli.